presidente, dirigenti, allo staff, poi oggi, formazione delle squadre che saranno presenti in campo, vigilare incontri di avvio dell'assessionaria di Porto Nuovo, Dolomiti Bellunesi, numero 1 Piquet, 2 De Bastiani, 3 Posò, 4 De Paoli, 5 Pataro, 6 Cappellano, 7 Trochesi, 8 Busci, 9 Barica, 10 Matel, 11 Nebol, 12 Squarcina, 13 Bossi, 14 De Valerio, 15 Cercena, 16 Sommariva, 17 Matrici, 18 Zancati. Allenatore si ospitano Francesco, Portogruaro calcio femminile, numero 1 Fontana, 2 Gava, Vittoria, 3 Costantini, 4 Marchettini, 5 Mio Bertolo, 6 Rebodi, 7 Bertolini, 8 Buricon, 9 Collardo, 10 Menini, 11 Cassiglia, 12 Francescuccio, 13 Petri, 14 Labelli, 15 Cecco, 16 Zuccolini, 17 Circosta, 18 Lucchetta, 19 Fredi, 20 Vignanelli. Allenatore la signora Orlando Chiara.
Oppure metteva Gin, lei mette, cioè cambia il modulo e mette punti a 2. Oppure fa tipo punta tipo, cioè tra questi si vede con la punta. La chiarella e le piegate. Sì, però si cazzo. No, non si cazzo. Sì, invece si cazzo vuol dire La penso come vai e non hai visto uno di quelli che stai piangendo? Perché stai piangendo? È il ciclo? perché dai pianto? Brava Marco! Che rischio, mamma mia. Ciao pianto! Guarda che lei si sta cantando sempre.
secondi di dolore.
Ed è no. Adesso ti sei accorta da poco. Si costa! Bravi! Andiamo nel campionato di eccellenza Veneto e quindi ci vediamo due servizi: Portogruaro Dolomiti Bellunesi e Vittorio Veneto Virtus Padova. Prova di carattere del Portogruaro che 2 volte in svantaggio pareggia 2-2 contro le Dolomiti Bellunesi. Avvio di gara shock per il Porto che dopo appena un minuto di gioco è già sotto e Gaia Mastelle con una conclusione a spiovere sul palo opposto a portare in vantaggio le ospiti. Rivediamo il tiro della numero 10 sul quale Fontana non può farci nulla. Immediata la reazione delle Granata con Menini che scappa sulla sinistra, poi serve Tollardo che viene contratta e la palla termina in angolo. Da calcio d'angolo arriva il pareggio al terzo, Chiara Durigon firma l'1-1 direttamente dalla bandierina. Esecuzione perfetta del capitano del Portogruaro che non dà via di scampo a Triches. Il Portogruaro vuole sfruttare il buon momento e dal settimo va vicinissimo al sorpasso, ma Bertolini calcia alto da buona posizione. Le Dolomiti Bellunesi tornano a rendersi pericolose al 26esimo, De Zolt parte in posizione regolare, ma a tu per tu con il portiere si vede respingere la conclusione. Rivediamo da altra angolazione la parata di Fontana che manda le squadre al riposo sull'1-1. Anche la ripresa inizia in salita per il Portogruaro che dopo un solo minuto subisce il raddoppio. Costantini ferma De Zolt lanciata a rete, ma la palla arriva a Cristina Barduca che davanti alla porta non può sbagliare. La numero 9 ospite si ritrova il pallone tra i piedi, mantiene la calma davanti a Fontana e la trafigge. Tutto da rifare per la squadra di Chiara Orlando che al 68esimo segna la rete del definitivo 2-2, cross perfetto di Marchesin per Ginevra Bertolini che di testa indirizza la palla nell'angolino. Rivediamo grazie alla telecamera retroporta il gol del pareggio del Porto firmato da Bertolini. Sulle 2-2 le due squadre provano a vincerla, ad avere l'occasione più nitida sono le ospiti all'84esimo con Mastel che vince un contrasto ma si vede respingere il tiro, poi sulla seconda conclusione si fa ipnotizzare da Fontana che para. Portogruaro Dolomiti Bellunesi termina 2-2, il Porto resta in testa alla classifica assieme a Sarone Caneva e Virtus Padova con 16 punti, 2 in più delle Dolomiti Bellunesi. Noi sicuramente abbiamo avuto la capacità di reagire subito, di non fermarsi e di portare avanti la squadra e così subito abbiamo recuperato dei gol, poi alla fine c'è stata un po' da parte nostra una pressione maggiore, però non siamo riusciti a calciare, forse anche per merito della squadra che hanno difeso bene, insomma il pareggio
sicuramente è la cosa migliore di oggi. Abbiamo visto due belle squadre, Dolomiti e Portogruaro, che se la giocheranno fino alla fine. Sono due belle squadre da vertice, lo hanno dimostrato in campo e su questo non ci sono problemi assolutamente. Purtroppo noi siamo molto rammaricati per le diverse situazioni sotto rete, l'uno contro uno col portiere e non finalizzate, e qua abbiamo pagato dazio, però è stata una battaglia sempre dentro i limiti. Ho guadagnato un punto, possiamo dire che di averne perso 2, però in linea di massima il pareggio ci può stare senza dubbio. Perfetto, così abbiamo visto anche le immagini relative alla Doverese. Ringraziamo assolutamente Luigi Maiocchi, naturalmente anche Gabriele Zoia e Stefano Modolo delle 3 società di eccellenza. Noi siamo praticamente in chiusura, Paolo. Sì, Elia, ringraziamo Kaja e Federica per essere stati con noi, in bocca al lupo per il campionato e vi riaspettiamo in studio. Grazie a voi. Grazie a voi. E ci vediamo a questo punto la prossima settimana con un'altra puntata di Passione Calcio.